753 è il numero ufficiale di rifugiati provenienti dall'Ucraina che sono stati presi in carico dall'Us-8 Berica. Circa la metà è arrivato attraverso i canali ufficiali, gli altri con mezzi di fortuna presso amici o parenti. L'unità di crisi coordinata dal prefetto prevede l'affidamento infatti all'US tra i primi provvedimenti concordati. L'azienda Us-8 dà una risposta sanitaria a pieno regime, pur seguendo un protocollo di arrivo che prevede il tampone anti-Covid per tutti i soggetti che arrivano e dopo questo c'è la proposta di vaccinazione che viene ampliata anche ad altre vaccinazioni, cito per esempio l'esavalente, qualora i soggetti che riceviamo non fossero ancora vaccinati. Come richiesto dalla Regione Veneto, predisposto in ospedale un hub per l'accoglienza aperto 24 ore su 24. Le persone arrivate sono 348 donne e 357 minori. Mediamente il 35% è già vaccinato contro il Covid, con un tasso di positività molto basso di circa il 2,5%. 520 sono le tessere sanitarie STP consegnate che consentono la copertura delle prestazioni essenziali ed urgenti, ma che molti rifugiati sembrano perplessi ad accettare, affermando l'intenzione di tornare in patria il prima possibile. Molti sono i diabetici. Un occhio di riguardo però è rivolto ai più piccoli. Oltre alla prima necessità, ci stiamo organizzando anche per una dimensione sanitaria di livello un po' più avanzato che riguarda la dimensione psicologica, ma anche la dimensione vaccinale per i bambini più piccoli. Non sempre le persone hanno con sé la propria documentazione sanitaria, quindi assieme a loro cerchiamo di ricostruirla e di rioffrire questo primo passaggio di inserimento nel sistema sanitario nazionale.